Sindaco l'ha detto prima, un'emozione in attesa che premia però il lavoro di molti, un lavoro che adesso non è concluso. No, un lavoro che deve continuare, che è stato intenso anche per le difficoltà logistiche di questi mesi, con continui rinvii comprensibili, ma che comunque rispetto a una programmazione e a una vita amministrativa certo non rendono la vita facile. Sarà una corsa ancora contro il tempo per affinare, per rendere ancora più interessante questo programma e raccogliere ulteriori spunti da parte del territorio. Quando ha iniziato questa avventura amministrativa avrebbe mai immaginato di diventare il sindaco di una delle 10 città italiane candidata a diventare capitale italiana della cultura 2022? No, non l'avrei sinceramente mai immaginato, anche se abbiamo sempre posto la cultura a livello di Pieve di Soligo al centro del programma come le opere pubbliche. Crediamo nel valore e nella potenzialità di questo territorio e credo che sia un riconoscimento veramente per il grande lavoro che si sta compiendo sui diversi livelli nelle nostre terre di alta marca. Con il coordinatore territoriale e promotore insomma, di questa iniziativa della candidatura, il dottor Marco Zabotti, lei lo ha detto prima, siamo veramente depositari di doni straordinari che vanno custoditi. Ecco, questo progetto va in tal senso. Da questo punto di vista credo davvero, questo territorio ha bisogno di più forza, più autocoscienza, più considerazione di futuro. Qui ci sono giacimenti di straordinaria bellezza, cultura e potenzialità infinite. Dobbiamo renderci conto, anche attraverso questa sfida nazionale, noi l'abbiamo fatto, che questo territorio ha davvero le carte in regola per diventare un qualcosa di importante. Ecco, in questa avventura che ha portato appunto a diventare tra le 10 finaliste della Capitale Italiana della Cultura 2022, un ruolo importante l'hanno avuto anche le istituzioni scolastiche del territorio. Certo, credevamo che fosse importante sentire anche la voce dei giovani, dei ragazzi che saranno il futuro di questo territorio e appunto grazie a Creativity School di Treviso abbiamo organizzato nel mese di gennaio un hackathon, una sfida di un'intera giornata nella quale i ragazzi dell'istituto Isis Casagrande di Pieve di Soligo hanno ragionato, hanno lavorato attorno appunto a quelli che erano i temi del bando e su questi temi devo dire che hanno raccolto delle idee straordinarie che vanno dalla mobilità sostenibile alla solidarietà intergenerazionale e al recupero dei centri storici e quindi un contributo che per noi è stato particolarmente importante e prezioso e che è entrato con tutto il suo peso e tutta la sua sostanza all'interno del dossier.